Nicolas Barbieri, ex di turno contro il Bassano, partita difficile per l'Amatori Vasken Lodi, alla fine è finita 1-1, come l'hai vista? Era una partita difficile e si è dimostrata tale. Il Bassano è una squadra molto fisica che difende benissimo, non si disunisce mai e quindi era una partita difficile. Per me è un punto prezioso perché veniamo da una bellissima vittoria con Follonica e abbiamo concluso la settimana non nel migliore dei modi, però penso che sia un punto veramente importante. C'è tanto equilibrio, questo pareggio diciamo che è un ulteriore tassello in questo equilibrio generale. Nella classifica a questo punto cosa vedi lì davanti? Ci sono tante squadre in pochi punti. Eh, io la vedo molto equilibrata, a parte il Trissino in questo momento, però io sono focalizzato sul Lodi e stiamo facendo buone cose, dobbiamo continuare così.